Allora, post partita siamo qui con la capitana Norsato e con l'Alba Lodesani, esordio con gol. Ok, voi che partita avete visto? Qual è stato forse il momento di svolta della partita, se ce n'è stato uno? Beh, sicuramente è stata una partita giocata di squadra, Sicuramente. avevamo i nostri schemi, avevamo il nostro gioco, Si sono visti sì, entrambe le e cose. abbiamo cercato di farlo sempre, anche comunque con Alba per esempio, che è un nuovo arrivo, Sì. e comunque includendo tutta la squadra siamo riusciti a fare un bel gioco. Infatti è una cosa che abbiamo notato, sottolineato anche durante la telecronaca, la velocità e anche questa squadra perennemente affamata che andava in pressing anche magari con un ampio margine, però si continuava. Tu esordio vincente, un commento, un'emozione? Come prima partita è stata comunque emozionante. All'inizio devo un attimo capire come andare, però comunque è andata molto bene. Ma infatti abbiamo visto un bellissimo gioco, molto veloce, molto preciso. Poi, facendo un passettino avanti, che prospettive ci sono quest'anno? Matera Viareggio è finita 2-2 intanto. Vinceva Trissino, scusa, Trissino vinceva 2-0, Matera ha recuperato. Che prospettive ci sono? Che idee vi passano per la testa? Beh, sicuramente sarà un campionato combattuto, ci sono nuove Sicuramente. squadre, Sì, quindi sarà anche meglio il gioco perché comunque ci sono nuovi sì, arrivi, nuovi volti. sì. E poi noi avremo anche la VSE da E ne giocare, abbiamo parlato quindi ci sì, impegneremo molto anche in è a quella febbraio qui, competizione. giusto? Esatto. Ecco. E tu le tue personali aspettative per quest'anno? Ovviamente, vabbè, ambientarmi che come è già Certo. successo e giocare al meglio con una squadra nuova. Perfetto, grazie, grazie mille, buona serata.